Da sempre i robot sono protagonisti della Maker Faire. Quest'anno il padiglione della robotica è guidato da una delle eccellenze mondiali della robotica nel campo accademico, il professor Bruno Siciliano, al quale do la parola. Prego, professore. Allora, buongiorno a tutti. È bello ritrovarsi qua dopo un anno ed è bello vedere che diciamo, l'incipit del Maker Faire di Roma, che è di European Edition, quest'anno ha avuto diciamo, una sua implementazione, nel senso che l'anno scorso per la prima volta nel padiglione della robotica, che è stato uno di quelli più visitati, abbiamo portato, credo Massimiliano, 12 gruppi di ricerca di punta italiani. E io da italiano e da docente di robotica tengo a dire che la comunità scientifica di italiani è ai primi posti della ricerca finanziata, parlo della ricerca dei progetti europei. Noi abbiamo un saldo attivo sui programmi quadro dell'Unione Europea del 3,5%, nel senso che l'Italia contribuisce alla ricerca europea col 13% e ritornano finanziamenti vivaddivi in Italia per il 16,5%. Questa eccellenza è condivisa con una competitività a livello europeo e quest'anno l'innovazione del padiglione della robotica prevede 15 gruppi di ricerca di punta a livello europeo che invitati hanno deciso di esporre i loro risultati e tra l'altro provando a colmare quel gap naturale che esiste tra il livello hobbistico della robotica, dell'intelligenza artificiale e la creatività, la genialità dei laboratori di ricerca che realizzano dei prototipi. Questo è avvenuto l'anno scorso su scala italiana, nonostante già l'anno scorso ci fossero stati degli ospiti europei invitati, quest'anno abbiamo invitato 15 laboratori a intervenire, ci saranno anche 2 conferenze e probabilmente riusciremo nell'evento di apertura anche ad aprire un'altra finestra importante sulla valenza sociale dei robot e parlo diciamo, per la società e parlo per l'health, cioè per la salute. Quindi abbiamo invitato uno dei maggiori esperti di chirurgia robotica per far capire che questa tecnologia che può nascere nei garage, può nascere diciamo, nelle botteghe degli esperti, degli appassionati di tecnologia, poi può avere un impatto sociale molto importante e questo potrebbe anche diciamo, sperabilmente contribuire a sfatare quello che è il luogo comune di vedere il robot, l'automa come job killer, nel senso cioè come al posto così. Io dirigo il centro di chirurgia robotica alla Federico II e qualcuno mi chiede ma chi mi opera, il robot o il chirurgo? È chiaro che il robot e l'intelligenza artificiale sono tecnologie al servizio in quel caso della medicina e della chirurgia, quindi questo è il messaggio positivo che noi speriamo di dare quest'anno con la presenza di un grosso padiglione di robotica alla Maker Faire Roma di European Edition.